finalmente siamo riusciti a portare in scena Masaniello qui alla Domus Ars, che come struttura è una location molto suggestiva, particolare, perché in effetti si tratta di una chiesa sconsacrata. Portare l'opera di Masaniello qui è stata, come si suol dire in gergo, a morte Masaniello. Un'opera perfetta in una struttura suggestiva, e dove l'intento nostro, quello della compagnia e soprattutto mio, era quello di trasmettere, creare questo ponte con il pubblico, creare un'unica cosa, e fortunatamente ci siamo riusciti. L'opera fortunatamente è andata benissimo, abbiamo trovato un pubblico esaustivo, contentissimo, e ribadisco ancora una volta, l'intento nostro era quello di creare un ponte con il pubblico, che non ci fosse, diciamo, un muro che divide gli attori e il pubblico. Fortunatamente ci siamo riusciti, quindi è stato veramente un'apocalisse. Ogni strada deve essere sparata, ma non tutte quelle che trovate in piazza. Ma boh! È pagata! Fatto il giro della città, mi ha portato tutti i capitani da qui. Poi battermi qua San Lorenzo e dire se si torna sempre. Poi con a capo, e non viene più. E se mi dà chi se viene più, ma sai? Guarda che parole vanno con sta cara e salata. Issa, io generalissimo ero proprio le nave. La logica! Non si discute! Lasso io, lasso sta. Beppe Casà, questo momento poi siamo tornati capitano. Grazie al Signore. E si è capitato la popolo scarra, non andava a andare tra di tutti. E noi le tradito. E per il mio sono marcato. Senza capo. E mo, batti! Prendere parte ad un testo del genere è un'emozione che credo non si possa descrivere, poi soprattutto quando viene interpretato in una location che direi ben si presta a questo tipo di spettacolo. Personalmente sono inquantificabili le emozioni, ho cercato come sempre però di dare il massimo, e mi è piaciuto molto soprattutto interfacciarmi con il pubblico, perché la particolarità di questo spettacolo è quello di recitare tra la gente coinvolgendo in prima persona gli spettatori, quindi si abbatte un po' quella linea che spesso c'è fra gli attori protagonisti e appunto gli spettatori, e speriamo di aver fatto rivivere uno dei momenti storici della cultura partenopea alle persone, quelle emozioni. Ecco l'uomo, Tommaso Annicolano, portatore delle suppliche del popolo, cui genuinamente voi concederete l'approvazione legale, cui devotamente continuerete di giurare fedeltà presso la Santa Madre Chiesa. Ci preggiamo di salutare voi, Masaniello, generalissimo dell'amato popolo di Napoli. E chiamami davanti a Santo Spagna. No, il popolo non si inchina. Ora sta lei, e che se sarebbe ribellione. O siete i miei come hanno voluteti. E poi cosa fate? E io non già annanzato di con vergogna che non affezionato, non vanno in pensi. Chi li canna lì come sta stato. Che con un corso e canna potessero accinare quando no. Ma che invece, alle crescate di la ragagna sul mazzo. Mentre il fedele, affezionato, che se facesse al cielo con padrone suo. Lunga vita dicevi, chi stia poverina? Carletta in mano lo padrone suo. E questa sera abbiamo debuttato alla Domus Ars di Napoli con una delle opere teatrali più belle, ovvero Masaniello, ed io ho avuto l'onore ed il piacere di curare la parte relativa alle musiche e agli arrangiamenti, cercando di richiamare un pochino quelle che sono le sonorità dell'epoca, insomma, cercando di utilizzare dei suoni che richiamassero la Napoli popolare di quei tempi, quindi siamo davvero contenti e soprattutto spero di aver fatto un buon lavoro.
A breve ripartiamo con un nuovo progetto, abbiamo un progetto che partirà a inizio febbraio, sarà un'opera di Viviani, Uguappe Cartoon, un'altra opera interessantissima, già Viviani la dice lunga. Noi vi aspettiamo prossimamente, inizio giugno, appunto con l'opera di Viviani, Uguappe Cartoon. A presto.